Tra le discipline mediche, negli ultimi anni, la medicina di laboratorio è una delle aree che ha avuto gli sviluppi più clamorosi. Diciamo che la tecnologia, l'innovazione, le nuove scoperte della ricerca di base hanno portato ad una veramente travolgente creazione di nuovi test diagnostici. Oggi la medicina di laboratorio può mettere a disposizione della diagnosi migliaia di nuovi test, complessi e sempre più interessanti, tanto che oggi la medicina di laboratorio può essere responsabile di circa l'80% di tutte le diagnosi effettuate. In sostanza questo grande aspetto molto positivo presenta però un limite, che è quello della comunicazione. Più cresce la complessità, più è difficile scambiare le informazioni. Allora si rende necessario trovare una codifica universale, una codifica che permetta ad un esame fatto in una città di essere trasferito informaticamente in un altro posto e di permettere a chi lo riceve di capire esattamente quale sia l'esame effettuato. In questo senso vanno letti i codici DOINC. I codici DOINC sono un linguaggio universale di transcodifica, l'equivalente del greco nella stella di Rosetta, qualcosa che permetta a chi legge un geroglifico di capire esattamente di cosa si parla. Quindi nell'ambito della medicina di laboratorio i codici DOINC sono il linguaggio comune verso il quale dobbiamo tendere per permettere allo sviluppo estremamente importante e entusiasmante della diagnostica di trovare sempre un canale di interpretazione univoco e sempre più chiaro tra i professionisti della diagnosi e della cura.